Torna libero l'ex sindaco di San Biagio Platani Santino Sabella, arrestato 2 anni fa nell'operazione Montagna. Nel 2019 sono 7 comuni sciolti per mafia. Punta Bianca è candidata a riserva naturale, ma l'esercito spara lì da più di 60 anni, è in corso una trattativa. La Curia prepara un documento che verrà sottoscritto dalle istituzioni in protesta il prossimo 25 gennaio. Appello dei residenti del quartiere Satellite di Agrigento, chiedono maggiori servizi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura, come avete sentito dai titoli, l'inchiesta Montagna, scarcerato l'ex sindaco di San Biagio Platani Santino Sabella, il servizio di apertura di Lello Casesa. È tornato libero dopo 2 anni di carcere l'ex sindaco di San Biagio Platani Santo Sabella. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduto da Alfonso Malato, hanno accolto la richiesta dei legali, gli avvocati Mormino e Gaziano, ed hanno ritenuto che le residue esigenze cautelari possano ritenersi affievolite in considerazione dei 2 anni di carcerazione a cui è stato sottoposto Sabella, nonché dello stato avanzato del processo. A Sabella è stato applicato il divieto di dimora in provincia di Agrigento. L'ex sindaco, arrestato dopo il blitz dei carabinieri del 22 gennaio 2018 che aveva portato agli arresti altre 53 persone, era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver stretto un patto d'onore con il boss del paese Giuseppe Nugara, che gli avrebbe garantito sostegno alle elezioni amministrative nel 2014, anno in cui fu eletto sindaco. Sabella è certamente il personaggio principale dello stralcio ordinario della maxi inchiesta denominata Montagna. In Sicilia sono 7 comuni sciolti per mafia nel 2019, è il record degli ultimi 29 anni. C'è il servizio. Il 2019 si è appena concluso e si possono dunque tirare le somme circa l'applicazione dello scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata. Nel corso di quest'anno sono stati 21 gli enti locali interessati, 26 invece i decreti di proroga di precedenti scioglimenti. Dal 1991, anno di entrata in vigore della legge che disciplina tale istituto, è la 7ª volta che viene superata la soglia dei 20 scioglimenti. Considerando anche le proroghe, si ottiene la cifra più rilevante di questi 29 anni. Nel complesso sono stati emanati 545 decreti ex articolo 143 del testo unico sugli enti locali, dei quali 205 di proroga. Su 340 decreti di scioglimento, 23 sono stati annullati dai giudici amministrativi. Gli enti la cui gestione amministrativa durante il 2019 è stata affidata a una commissione straordinaria sono quelli di Careri, Pachino, San Cataldo, Mistretta, Palizzi, Stilo, Arzano, San Cipirello, Sinopoli, Torretta, Mister Bianco, Cerignola, Manfredonia, Orta di Atella, Africo, Carmiano, Mezzoiuso, San Giorgio Morgeto, Scanzano Ionico, dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Come si può notare, sono tutte le amministrazioni collocate nel meridione del paese. Per la precisione, 8 in Calabria, 7 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Campania e 1 in Basilicata. Dopo le recenti modifiche alla normativa, introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza, come pure a seguito dalla sentenza della Corte Costituzionale, ci si attendono ulteriori interventi correttivi nel proseguo della legislatura. A tal proposito, merita senz'altro una segnalazione l'avvio, in seno alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, della discussione relativa a 3 progetti di legge di iniziativa parlamentare. Da più di 60 anni le esercitazioni militari in un'area candidata a riserva naturale. Parliamo di Drasi, Punta Bianca d'Agrigento. L'assessore regionale Totò Cordaro assicura che ci sono trattative in corso con l'esercito. Vediamo. C'è una trattativa in corso, ma non posso dire di più. Questa la dichiarazione dell'assessore al territorio e ambiente Totò Cordaro, che non si sbottona ma assicura che su Drasi potrebbero esserci novità. Il poligono di tiro che ricade nel territorio di Agrigento, in un'area naturale su cui da metà degli anni 90 c'è la richiesta di istituzione di una riserva naturale, è tornato al centro dell'attenzione dopo che l'associazione Mare Amico ha divulgato le immagini di nuovi cedimenti nell'area. L'erosione costiera e le vibrazioni causate dalle esercitazioni militari stanno facendo crollare la collina di Drasi. In questi ultimi giorni è caduta in mare una stradina interna di passaggio e il binario portasagome utilizzato dall'esercito, dichiara il responsabile di Mare Amico Claudio Lombardo.
Delle esercitazioni militari si parlò ampiamente nella primavera di 2 anni fa, in seguito a un video in cui venivano mostrati i blindati e il personale della Brigata Aosta a Drasi. Il luogo, peraltro 7 mesi l'anno, ospita anche le attività di polizia e carabinieri, ma anche le esercitazioni dei militari statunitensi. Per chi vive da queste parti, sentire tremare la casa periodicamente non è una novità, anche se l'abitudine non ce la si fa mai, commenta Lombardo. I problemi però riguardano anche altro, a partire dall'inquinamento nel mare antistante la costa per via dell'elevata concentrazione di piombo. Le bonifiche, per quanto promesse, ancora non ci sono state. Nel 2014 la possibilità di spostare il poligono in un'altra sede fu al centro di un'interrogazione parlamentare alla Camera, a cui rispose l'allora sottosegretario alla Difesa Gioacchino Amato. Nell'ottica di una fattiva collaborazione sono in corso incontri tra rappresentanti del Comando della Regione Militare Sud e della Presidenza della Regione Siciliana, si legge nel resoconto stenografico, allo scopo di discutere le problematiche connesse con l'area del poligono di Drasi e l'individuazione di una nuova area, cercando di contemperare le imprescindibili esigenze addestrative della Forza Armata con gli aspetti che attengono all'impatto ambientale e allo sviluppo turistico ed economico dell'area, che comunque per la regione siciliana sono fattori altrettanto importanti. Quasi 6 anni dopo in Sicilia è cambiato il governo regionale, da Crocetta a Musumeci, ma non la situazione a Drasi. Anche se a detta dell'assessore Cordaro è solo questione di tempo. Credo che già a metà del prossimo mese potremmo far sapere qualcosa, dichiara il titolare della delega al territorio e all'ambiente, consapevole che la decisione non dipenda soltanto dalla volontà del governo, ma dal consenso anche delle forze armate. Se ci sono novità positive saremo i primi a esserne felici, commenta il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, anche perché si tratterebbe di una sorpresa lieta. A oggi infatti non abbiamo avuto notizie dalla Regione in merito all'individuazione di un'alternativa, né siamo stati coinvolti in momenti di confronto. L'Ufficio Pastorale Sociale della Curia di Agrigento ha diffuso un documento pro marcia che sarà sottoscritto dai sindaci e dai sindacati nel corso della manifestazione contro l'isolamento viario del prossimo 25 gennaio. È pronto il documento unitario predisposto dall'Ufficio di Pastorale Sociale della Curia di Agrigento che sarà sottoscritto il prossimo 25 gennaio alle 11 da tutte le istituzioni locali che vorranno aderire durante la cosiddetta Marcia dei Sindaci per protestare contro l'isolamento geografico della provincia. Le condizioni di estrema precarietà in cui versano i collegamenti ferroviari, le infrastrutture viarie in provincia di Agrigento e le arterie stradali che la collegano ad altre aree della Sicilia, si legge nel documento pro marcia, rischiano di condannare il territorio ad uno stato di sottosviluppo quasi irreversibile, marcandone la marginalità. Con questa consapevolezza si è data vita ad un cartello sociale e istituzionale per fare in modo che le autorità competenti possano ascoltare la voce di chi reclama la massima attenzione su criticità più volte denunciate e che compromettono notevolmente la mobilità delle popolazioni interessate e le possibilità di crescita economica di un'area provinciale con grandi potenzialità. Da qui l'appello alle istituzioni nazionali e regionali. Tutti i soggetti coinvolti hanno deciso di scendere in strada per una manifestazione popolare che possa sensibilizzare il governo nazionale, il governo regionale, l'ANAS e le ferrovie dello Stato affinché si possa tempestivamente dare vita a tavoli tecnici per fare il punto della situazione e individuare percorsi più idonei per eliminare lo stato di isolamento in cui versa la provincia di Agrigento. Da questi tavoli debbono emergere proposte concrete e precisi riferimenti temporali per comprendere quanto tempo occorre per completare i lavori della statale 640 e della 189, quali interventi si intendono programmare sulla 115, i cui livelli di pericolosità sono divenuti insostenibili, per non parlare della viabilità interna che spesso lascia isolati alcuni centri a causa della fragilità dei collegamenti stradali vetusti e fatiscenti. A giudizio delle forze sociali e dei rappresentanti degli enti locali si tratta di opere funzionali alla crescita sociale ed economica del territorio che necessitano di essere monitorate nel modo dovuto per quanto concerne i percorsi burocratici, tecnici e di finanziamento, al fine di evitare che i ritardi registrati aggravino ulteriormente i disagi della popolazione, compromettendo inoltre le attività produttive e le potenzialità turistiche della provincia. Al fine di seguire da vicino l'evolversi della situazione si chiede pertanto la costituzione di appositi tavolo tecnico-istituzionali che possano seguire, vigilare e intervenire affinché le opere indispensabili siano al più presto programmate, realizzate e rese fruibili per la collettività.
Furto in un'abitazione di Porto Empedocle di proprietà di un uomo appartenente alle forze dell'ordine in una zona compresa fra Contrada di Urreli e il villaggio Bellavista. I ladri probabilmente hanno utilizzato un metal detector per trovare il nascondiglio dove erano custoditi preziosi, oro e denaro contante e hanno razziato tutto quanto per poi darsi alla fuga. Il bottino è di 25.000 euro circa. A fare l'amara scoperta il proprietario dell'abitazione, a cui non è rimasto altro che rivolgersi ai colleghi che hanno avviato le indagini. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Truffa, ciechi che leggevano e disabili che ballavano. La Guardia di Finanza scopre 12 falsi invalidi ogni mese percepivano la pensione. I dettagli nel servizio. Ogni mese percepivano la pensione di invalidità come paralitici, ma andavano in giro tranquillamente in auto e la sera si scatenavano persino in discoteca. A qualcuno era stata invece certificata la cecità, eppure le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo avrebbero filmato una donna mentre leggeva la posta appena ritirata dalla cassetta delle lettere. L'ultima inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo e denominata IGEA, ha smascherato 12 falsi invalidi fra la città e la provincia, svelandone la rete di complicità messa in campo da due insospettabili. Un 56enne pensionato di Terrasini, finito dietro le sbarre, ed il suo braccio destro, 49enne, responsabile di un CAF a Camporeale, ora agli arresti domiciliari. Ma gli indagati, denunciati a piede libero, sono molti di più, 33 per l'esattezza. Nella lista degli investigatori del gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi vi sarebbero infatti medici generici e specialistici, componenti delle commissioni delle ASP, impiegati dell'INPS e responsabili di CAF, ognuno con un ruolo ben preciso. Le indagini hanno fatto emergere un modus operandi consolidato negli anni, spiega il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Le intercettazioni, disposte dal procuratore aggiunto Sergio De Montis e dal sostituto Francesca Mazzocco, hanno svelato il giro d'affari. Sono come una prostituta, diceva l'organizzatore del giro, che adesso deve rispondere di truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici, falsità ideologica e traffico di influenze illecite. Veniva spesso utilizzato un escamotage. Si attestava che l'invalido non poteva spostarsi da casa perché costretto a letto. In questo modo veniva evitata la visita della commissione collegiale. Comprare inoltre una falsa pensione di invalidità costava solo le prime 12 mensilità. Ai danni dei due arrestati è scattato anche un sequestro ammontante a circa 100.000 euro. Le indagini proseguono anche grazie alla collaborazione dell'INPS. Gli investigatori starebbero fiutando ulteriori truffe. I residenti della frazione di Agrigento, Borgo San Michele, chiedono maggiori servizi. Saragallo. Giglione e Butticè, i famosi compari della novella pirandelliana, sono i capostipiti delle famiglie che ancora oggi risiedono nell'attuale borgo di San Michele, oramai conosciuto come la zona dell'ospedale San Giovanni di Dio, un borgo caratteristico immerso nel verde, circondato da alberi di ulivo, nel quale sono ancora oggi presenti tracce di un'antica Sicilia, la stessa descritta da Pirandello. Lei come si chiama? Giglione Antonina. Lei è imparentata con il famoso Giglione della novella di Pirandello? Mio nonno. Quindi voi non avete mai abbandonato questo luogo? No, mai. Come si chiama? Io mi chiamo Butticè Francesco e sono il nipote di Butticè Filippo. La parte di mia mamma era Giglione. Allora erano assieme, si hanno comprato questo fego chiamato San Michele, che poi allora si chiamava Cugno San Michele. Eppure questo storico villaggio a poco si sta spegnendo perché la completa assenza di servizi e attenzioni da parte delle istituzioni sta portando le nuove generazioni a scegliere di vivere in altre zone, ma c'è chi ancora intende rimanere e lancia una richiesta di aiuto. Vivere qui da una parte è bello perché riusciamo a continuare una tradizione, a rimanere nel posto in cui siamo nati, dall'altro viene veramente difficile perché ci sentiamo abbandonati dal comune, dall'istituzione pubblica, in quanto non riusciamo ad avere alcuni servizi come la pulizia delle strade o l'illuminazione pubblica in certi punti del quartiere. Al giorno d'oggi i giovani in questo quartiere siamo rimasti veramente in pochi.
pochi, siamo in minoranza possiamo dire, perché molti sono andati via per cercare di trovare un lavoro. Noi ci auguriamo di ricevere le giuste attenzioni da parte del Comune, in modo che tutte le nuove generazioni possano rimanere in questo posto godendo dei giusti servizi. Troppe buche in città, alcuni imprenditori e empedoclini, stanchi di aspettare, si occupano di bitumare le buche sull'asfalto. Dico grazie ai generosi imprenditori che hanno a cuore la nostra città, con la speranza che il loro esempio sia seguito da tutti. Queste le parole del sindaco Ida Carmina, che prosegue: il comune aveva già investito circa 25.000 euro per riparare alcune strade, fondi provenienti dal governo nazionale, ma non erano bastati a ripristinare la sicurezza complessiva della viabilità cittadina. Ho interpellato l'ANAS, conclude Carmina, perché faccia un sopralluogo. A Canicattì al via il progetto di riqualificazione urbana Palla al centro, periferie in movimento. È stato presentato stamani, vediamo. Sindaco, sono tanti i progetti che stanno per nascere, che sono stati portati avanti nel tempo con la Fondazione Ebbene. Oggi si inaugura il progetto Palla al centro, che serve anche a riqualificare quelle che sono le periferie. Abbiamo tanti spazi all'aperto che grazie anche al contributo delle associazioni possono rivivere, possono rinascere, possono avere una nuova funzione sociale. È intendimento dell'amministrazione di occuparsi non soltanto delle zone centrali ma anche di quelle periferiche, e abbiamo colto la palla in balzo in ordine a questa iniziativa promossa dall'Istituto Walden in collaborazione con l'Unicredit, che prevede appunto la possibilità di individuare alcune zone del territorio comunale e di usufruire di sovvenzioni dal punto di vista economico-finanziario che consentano la rivitalizzazione di queste aree. Questo campetto di via Inghilterra, che è il luogo di aggregazione, che si trova vicino alle scuole ma è una zona periferica della nostra città, rappresenta appunto una di queste aree, e in questa occasione invitiamo tutti i cittadini di Canicattì, ma non solo, di dare un contributo attraverso l'espressione di un voto che viene fatto direttamente nella piattaforma dell'associazione dell'Istituto Walden, che consentirà appunto di garantire alla città di Canicattì di usufruire di questo finanziamento. Sì, il progetto di Unicredit, dal nome Il mio dono, è stato, diciamo, uno strumento che abbiamo voluto mettere sul campo per cercare di far innamorare soprattutto le persone che abitano in questo quartiere, ma vale per tutta Canicattì, del nostro progetto, che è quello della riqualificazione delle periferie. E in questa nostra idea abbiamo voluto iniziare proprio da questo campetto, che già è un luogo oramai storico per questo quartiere, dove poter implementare una serie di strumenti, di attrezzature per poter far fare dello sport ai ragazzi del quartiere. Questo lo abbiamo voluto fare attraverso il centro di prossimità e contestualmente coinvolgendo alcune associazioni di riferimento di questo territorio, ad esempio la cooperativa sociale Background, l'associazione La Forza delle Donne, e senza dimenticare, non per ultimo, il lavoro immenso che riesce a fare la chiesa del quartiere. Il messaggio che si vuole lanciare è proprio quello di basta un semplice click, basta inviare un'email per poter sposare un progetto, è una goccia dentro quel mare che ci può permettere di poter avviare la riqualificazione di una delle periferie che stiamo cercando di attenzionare nel comune di Canicattì. Il centro di prossimità esce da quello che è il luogo fisico per incontrare nelle periferie la gente, e questo è un luogo che diventa il luogo simbolo, si parte da qui. Noi vogliamo partire proprio da qui. Il centro di prossimità non è un luogo, lo diciamo sempre, è assolutamente un metodo, e allora il metodo parte dalla strada. Il primo elemento noi l'abbiamo ritrovato qua in questo campetto di via Inghilterra per dare avvio al nostro progetto Palla al centro, periferie in movimento, e ci piaceva l'idea di questo movimento che si viene a creare dalle periferie, in modo tale che tutto poi possa rappresentare una figura circolare dove tutto è periferia e centro. Il centro di prossimità della Fondazione Ebbene sta giocando un azzardo,
e noi siamo ben felici di cominciare a farlo qui, Oltreponte, in questo quartiere, con due forze vostre che sono proprio di Canicattì, la Forza delle Donne e l'associazione Background. Loro ci aiuteranno a realizzare non solo la riqualificazione, ma anche tutti i progetti che riguardano i minori a rischio, le famiglie, le donne in difficoltà. La Fondazione Bene punta molto sul territorio di Canicattì proprio per rilanciare non solo i quartieri, ma anche la capacità di aggancio della popolazione per fare in modo che i fruitori di necessità abbiano un abbraccio, ed è quello che Periferie e Movimento Palla al Centro vuole realizzare. Il nostro contributo a questo progetto riguarderà attivare determinati servizi richiesti appunto nel progetto, come un supporto alla dispersione scolastica, un supporto anche con i disabili, quindi agganciare tutta quella parte di minori o comunque anche adulti tenuti nelle case perché privi di progetti educativi e di attività comunque da proporre a questa parte di cittadinanza che non svolge nessuna attività. Verranno attivati anche dei laboratori come un teatro terapia, la pet therapy, tutti i servizi che comunque già noi facciamo all'interno della nostra cooperativa sociale o a domicilio o nella nostra struttura. Allora, per intanto grazie alla Fondazione siamo presenti sia sul territorio canicattinese, per quello che già ci conosce la gente, ma questo per noi è una start-up. Grazie alla riqualificazione di questo campetto iniziamo assieme alla Fondazione a creare rete e quindi aiutare sempre le donne che hanno bisogno di un aiuto non solo psicologico ma anche legale per chi ha bisogno quindi di noi. Quindi sanno benissimo dove trovarci, sia sul numero di telefono che abbiamo dato grazie anche al comune che ha pubblicizzato questo numero di telefono, sia pure sulla nostra pagina La Forza delle Donne. È sempre più indispensabile una sede per i vigili del fuoco di Lampedusa, considerando il fatto che da diverso tempo, e oltre al servizio di sicurezza assicurato all'aeroporto, il corpo espleta diversi interventi a favore della popolazione isolana. Proprio per questo motivo il comando provinciale ha chiesto al sindaco l'individuazione di un terreno non superiore ai 7.500 metri quadrati dove poter allocare la nuova sede. Finora però tutto tace. Proprio per questo motivo la UIL Agrigentina ha chiesto al prefetto Dario Caputo un incontro urgente. Queste le parole del segretario Gero Acquisto. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, chiede fiducia. Il primo cittadino gioca ancora la carta delle dimissioni per ottenere la maggioranza. Vediamo. 16 consiglieri significa che comunque una maggioranza c'è, anche se non politica, su alcuni progetti che si vogliono condividere. Noi abbiamo posto una questione molto semplice, avendo messo in chiaro quali sono le necessità della città e abbiamo cercato di interpretarle al meglio con quella che è stata l'esposizione nel cambio di passo, abbiamo detto al Consiglio Comunale noi dal nostro punto di vista abbiamo questa visione di priorità, la mettiamo a vostra disposizione, integratele eventualmente, ma nessun punto specifico integrativo mi è pervenuto ad ora, non è escluso che si farà magari anche in aula perché il testo è emendabile, questo lo voglio anche precisare, a condizione che si arrivi a una quadra simile a quello che è stato per il Salva Messina e che ci consenta di andare ancora più veloce, perché i provvedimenti del 2020 sono di un numero imponente, perché è stato programmato entro ottobre la conclusione della definizione dei debiti derivanti da sentenze esecutive, famosa lettera A del piano di riequilibrio, e soltanto queste sono circa 15.000 delibere che vanno definite e naturalmente richiede un impegno ancora maggiore rispetto al 2019, che diventa anche questo condizionante per l'altra parte della strategia che noi abbiamo spiegato numeri alla mano, condiziona la fuoriuscita del Comune di Messina dal piano di riequilibrio entro dicembre del 2023, il che significa, anzi dicembre 2022 esattamente, il che significa con ben 11 anni di anticipo rispetto al programmato. Tutto è collegato e io ci tenevo a precisarlo e a richiamare ogni consigliere comunale al senso
senso di responsabilità in funzione del ruolo. Non c'è spazio per altre questioni, questo lo voglio dire chiaramente, qui si deve continuare a correre e quindi completare questa fase e mettere punti fermi di una pianificazione strategica che diventa indispensabile per la città, perché non possiamo naturalmente continuare ad amministrare debiti e disastri, ma dobbiamo ora mettere punti fermi di una strategia di rilancio della città. Ritiene che l'ipotesi di dimissioni possa essere definitivamente ritirata alla luce di quello che è successo in questa settimana? Ma questo si saprà all'esito del voto. Io non so ancora, c'è qualche numero che va definito, che va chiarito. È ovvio che io mi auspico di non avere una maggioranza tra virgolette risicata, non tanto la maggioranza del sindaco De Luca, ma una maggioranza sul programma che abbiamo posto sul tavolo, che stiamo integrando e che naturalmente deve portare a questo cambio di passo per i risultati che ci siamo prefissati. Trarrò le conclusioni, come è giusto che sia, quando il provvedimento sarà votato. Il numero ovviamente minimo in queste situazioni è 16 per una questione anche matematica, però come ho avuto modo anche di dire ieri a qualche gruppo col quale ci siamo anche beccati ultimamente, credo che a nessuno serva stare sull'Aventino in un momento così delicato, perché la città comunque, al di là delle sfumature, al di là delle diatribe, ha bisogno di tutti. Il Canicattì Calcio conferma il secondo posto ed insegue il Dattilo. C'è il servizio. Danilo Greco regala la vittoria col suo bel gol, un tiro da 25 metri al Canicattì, e permette alla società del presidente Angelo Licata di restare sulla scia della capolista Dattilo a meno 5 punti, ma anche di tenere a bada l'Agragas che insegue al terzo posto con un punto di distacco. A Campofranco è stata una partita difficile contro lo Sporting Vallone, in cui milita l'ex Peppe Polito, che ha avuto anche da ridire su un episodio che per lui era da rigore. È stato atterrato in aria in fase d'attacco, ma l'arbitro aveva fermato l'azione per un fuorigioco. L'invenzione di Greco, che avanzando da centrocampo all'altezza dei 25 metri ha fatto partire un tiro che si è zaccato all'incrocio dei pali e ha di fatto smorzato ogni tipo di polemica. Abbiamo dato un grosso segnale a quello che è il nostro campionato, ha dichiarato l'allenatore del Canicattì Pippo Romano. Non era facile venire a vincere con lo Sporting Vallone. Noi abbiamo fatto una buona prestazione e il risultato è più che meritato. Romano analizza la gara e rimprovera ai suoi ragazzi di non aver avuto continuità nel gioco, nel secondo tempo soprattutto, quando è stato concesso anche troppo alla squadra nissena. Alla fine l'importante è che la squadra abbia vinto, ha concluso il tecnico, e la vittoria è più che meritata. Il secondo posto in classifica nel difficile campionato di eccellenza galvanizza l'ambiente, spinge i tifosi a stringersi ancora di più attorno alla squadra. Dopo la partenza balbettante, adesso il Canicattì ha una fisionomia propria di gioco e un organico, considerati gli innesti di dicembre, quasi al completo. Il secondo posto, dichiarato il vicepresidente Fosino Giacchetto, non deve essere un punto di arrivo ma di partenza. Sappiamo che il campionato è molto competitivo, che sarà ancora lungo, mancano ancora 13 giornate al termine e il girone di ritorno è ripreso ormai solo da 2 giornate che si sono concluse con altrettante vittorie per la nostra squadra. Quindi piedi per terra e continuiamo a lavorare con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinti. Domenica prossima il Canicattì ospiterà allo Stadio Saraceno di Navanusa il CUS Palermo. Sarà una sfida difficile, considerato che l'avversario ha bisogno di punti per salvarsi. Ancora calcio, adesso la classifica di prima e seconda categoria con Carmelo Lentini. Nel campionato di prima categoria Girone G, l'Atletico Favara, dopo un lungo inseguimento, riprende in alta classifica il fuggitivo Atletico Gorgonia. Tutto ciò è stato possibile grazie alla vittoria esterna del club favarese sul campo del Ravanusa e al contemporaneo pari esterno del Gorgonia con il Master Pro di San Cataldo. Adesso le due squadre sono appiate in vetta alla graduatoria con 37 punti, sotto a 5, esattamente 32, insegue il Raffadale che ha superato per 4-0 il Branciforte. Va bene anche il Gemini, appena un punto sotto, 31, che pur soffrendo è riuscito a superare il Sant'Anna di Enna. Nulla da fare invece per la Libertas Serracalmuto, superata per 3-0 dalla Barrese, mentre il Ravanusa, come detto prima, è stato superato in casa dall'Atletico Favara. Scendendo di categoria sul Mattinese e Don Bosco Mussomeli,
sono sempre appaiate in vetta alla classifica nel campionato di seconda categoria girone E. Entrambe le compagini sono nissene e al terzo posto insegue il Gela, anch'essa della provincia di Caltanissetta, che ha espugnato il Dino Liotta battendo il locale Atletico Licata con un secco 0-4, lanciando di fatto il guanto di sfida per il salto di categoria. La distanza dalla vetta è di 4 punti, il gap è colmabile e tutto passa dagli scontri diretti. La prima agrigentina di questa classifica è l'Eraclea Minoa, che occupa la quarta posizione in condominio con l'Atletico Montallegro. La prima ha perso a Mussomeli, la seconda ha vinto di misura con l'Atletico Caterenese. In questa giornata di campionato hanno perso anche le altre agrigentine. L'Alessandria della Rocca a Sommatino per 2-0 ed il Muxara a Riesi per 1-0. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.